un terreno recintato o circondato da siepe o da un fosso anche di una certa profondità, è evidente che comunque questo segna un confine visibile. Certo. E se tu lo oltrepassi puoi essere sanzionato anche a norma del codice penale, con una multa che arriva fino a 103 euro, non è granché, e a quelle della persona offesa. Però c'è questo problema. Se però il terreno non è recintato, a quel punto non violi nessuna norma penale. Certo. Quindi teoricamente ci puoi andare. Ci puoi andare anche perché ci sono comunque tutta una serie di consuetudini e abitudini per chi passeggia, per chi raccoglie fiori, non per chi certamente va a raccogliere le castagne da un castagneto, perché quelle sono comunque proprietà, frutti comunque di un castagnolo coltivato. Se vai a raccogliere i funghi, altrettanto ti posso dire sì, lo puoi fare, perché c'è una legge regionale poi dell'Emilia Romagna che dice che i castagneti sono comunque chiusi sostanzialmente dal 1° agosto al 31 ottobre. Quindi i castagneti coltivati però dal 1° agosto al 31 ottobre, anzi dal 15 agosto scusami, al 31 ottobre, non ci si può entrare, che siano recintati o meno. Però i funghi normalmente non sono in quel periodo. No, il periodo sì, è ottimo, certo, il periodo è ottimo. Chissà perché pensavo l'autunno, esatto, l'autunno, dal 15 agosto al 31 ottobre siamo in autunno, certo. E quindi lui teoricamente, se era il castagneto da cui ho visto in fregio alla strada senza recinzioni, poteva andarci, salvo che non fosse coltivato e non fosse nel periodo dal 15 agosto al 31 di ottobre. Poi ci sarebbe tutto un altro aspetto relativo a di chi sono i funghi. Perché certo. i funghi appartengono... Sono spontanei. Sono spontanei, però in teoria... Però sono in un terreno. C'è il codice civile che dice che tutti i frutti del terreno appartengono al proprietario del terreno. Tutti i frutti del fondo appartengono al proprietario del terreno. C'è però effettivamente una legge, che è la legge regionale, se non ricordo male, 6 del 96, che disciplina appunto, e qui parliamo di Emilia Romagna, perché già la diffusione della nostra televisione è a livello regionale, quindi parlo di legge regionale Emilia Romagna, che dice che comunque alla fine chi è in possesso del tesserino di raccolta funghi, quindi chi paga la tassa giornaliera, semestrale, settimanale, quella che sia, comunque alla fine per la raccolta, può effettivamente raccogliere, e questo è un discrimine. Chi non ha una autorizzazione alla raccolta, se va, può anche essere comunque alla fine accusato di furto, ma nel momento in cui hai l'autorizzazione, questo ti consente, ti dà la possibilità di poter raccogliere a pieno diritto i frutti del bosco, in particolare. Ecco, adesso faccio una domanda stupidissima, magari io. Allora, a me capita in Sardegna, quindi usciamo dall'Emilia Romagna, di raccogliere dei fichi in quest'albero che pende. Io non ho mai visto che ci sia qualcuno all'interno della casa, cioè disabitata completamente, pende, e io tornando dal mare mi godo sti fichi. Esatto, cioè, insomma... Lo posso fare o sono una disgraziatissima sarebbe ladra? Lo stesso problema. Anche se pende fuori dal recinto. Sì, anche se pende, sì. Ma vengono persi poi, perché poi cadono. Insomma, io lo faccio anche per non sprecare. Cara Paola, io guardandoti ti darei il permesso senza neanche pensarci, però effettivamente la raccolta dei frutti, fino a che non sono staccati dall'albero, sono di proprietà del fondo. Anche se non c'è nessuno da anni. Se erano così belli maturi, perché non aspettare come in una vecchia favola sotto, aspettando che cada? Sì, adesso mi piazzo con l'asciugamano sotto anziché andare al mare, e spero che cadano addosso. Ok, molto chiaro, grazie. Grazie infinite Marco, non lo farò più. Va bene, aspetterò che cadano. Allora, proseguiamo. Dopo è troppo tardi. Io e la mia compagna abbiamo un figlio, ma non siamo sposati, ma da tempo viviamo anche separati. Ora il figlio adolescente sta da me e non vuole più stare dalla madre. Posso chiedere un contributo per le spese di mantenimento del minore e come? Questo è uno dei ormai problemi che dilaniano. Questo è un po' il discorso che facevamo anche prima, che non è sempre la donna verso l'uomo e viceversa. Qui a monte c'è un altro problema, che qui purtroppo la società è andata molto più avanti di quanto preveda la legislazione, in questo caso la legislazione processuale, perché se si è sposati, coniugati in chiesa o in comune, tutte le questioni relative alla separazione ma anche al mantenimento dei figli sono, salvo casi problematici, regolate dal tribunale della propria città, del capoluogo, di provincia. Se invece, ahimè, non si è sposati, cioè si è compagni, conviventi, moro uxorio, poco importa, dei figli e anche delle questioni economiche tra loro, cioè per il mantenimento degli stessi, se ne deve occupare il tribunale dei minorenni, che è uno solo per capoluogo regionale, la nostra regione è Bologna, in Lombardia Milano, eccetera,
E cosa comporta? Che dovendosi occupare di tutti i figli naturali, quindi non figli di coppie sposate, ha un carico di lavoro estremo, vastissimo, si deve occupare anche di casi problematici, dei reati minorili, e quindi ci si arriva. Ho anticipato questo per dire sì, si può chiedere, la risposta era un sì, ma va chiesta al Tribunale dei minori, il che dilata enormemente i tempi, certo. perché in una separazione al Tribunale di Bologna o di Forlì o di Ravenna, nell'arco di un anno, diciamo che almeno le questioni in ordine al mantenimento dei figli ci si arriva, cioè a chi spetti l'assegno o meno. Di fronte al Tribunale dei minori i rinvii, quelli di cui parlavamo nell'altra puntata, sono anche di 2 anni in 2 anni, e quindi il rischio davvero è che chissà quando si riescono a raggiungere queste somme, e quando anche si arrivano a determinare è la sommatoria di tutte quelle maturate nel tempo, e quale dei 2 genitori, anche se facoltoso, riesce a pagare l'altro. Questa è stata la regola fino a poco tempo fa, infatti, perché è stato, quindi ci sono molti processi pendenti. Poi è stata introdotta comunque una riforma ultimamente che consentirebbe di adire il giudice del tribunale, come per le separazioni, proprio solo per il caso di... Solo per il mantenimento dei figli. Però se ci sono già dei contrasti anche su dove vuole stare il figlio... quello sì. Cioè, se non è solo sul mantenimento... non vuole più stare dalla madre, vuole stare dal padre. Il problema è questo, allora sì. se la lite è solo sul quanto dobbiamo dare, cioè normalmente alla madre, ma se il figlio sta dal padre, il padre ha ragione di chiedere, se la madre ha un reddito, una quota. Certo. Se però insieme a questo si deve anche discutere se sia giusto che stia dal padre o dalla madre, quindi alla fine sentendo anche, da quello che ho capito era adolescente, quindi sì, è adolescente, quindi sentendo è anche c'è un diritto di essere assolutamente, sentito, di capire dove vuole stare. e in questo caso se ne deve per forza occupare il Tribunale dei minori, congiuntamente l'una e l'altra cosa. Quindi, e i tempi sono veramente lunghi adesso. Sì. Cioè il figlio diventerà maggiorenne, insomma. Io ho delle cause che sono ferme dopo aver fatto l'udienza comunque da 2 anni e mezzo, 3, senza aver avuto notizie. E non è un disinteresse, cioè io conosco, ci sono magistrati o sono personale disponibilissimo, però sono stracarichi, perché veramente per parlare dell'Emilia Romagna, da Piacenza a Rimini, insomma, tutti. E perché le coppie di fatto sono veramente tante. Sì, ormai si è complicata. Cioè una volta era una nicchia, quello che dicevo, la società è andata troppo avanti rispetto, o forse è rimasto troppo indietro di diritto. E quindi giustamente si affollano le file e i tempi si dilatano, non per mancanza di interesse, ma proprio perché si è uberati di tutto sto lavoro. Giusto, comprensibile più che giusto. Allora, andiamo avanti. Sì, direi che insomma si può fare velocemente un'ultimissima domanda. Qualche anno fa avevo messo in vendita la mia abitazione tramite un'agenzia immobiliare. Dopo varie visite ho deciso di non proseguire nella vendita. Solo dopo 2 anni è ritornato a farmi visita una persona che era stata mandata dall'agenzia ed abbiamo quindi deciso di effettuare la compravendita. Dopo tale compravendita l'agenzia è venuta a sapere della conclusione dell'affare e mi richiede la mediazione. Devo corrispondere l'importo che mi viene richiesto? Se devo essere sincero, fino in fondo, devi. Sì, perché comunque il mediatore ha diritto a percepire la mediazione ove l'affare si concluda grazie al suo intervento. Ed è evidente che quella persona che venne 2 anni prima, se poi è tornata 2 anni dopo, è tornata perché sapeva che quell'appartamento era in vendita, l'aveva già visto e ha ricominciato, diciamo così, a portare avanti una trattativa. Però l'incontro tra quelle 2 persone è venuto tramite il mediatore. Il principio è quello della cosiddetta messa in contatto. Per cui anche se i termini sono diversi, il prezzo altro, io vi ho fatto conoscere, insomma, quindi avendovi fatti conoscere per una compravendita... L'unico punto che è importante è che molti magari non lo sanno, ma il diritto alla mediazione si prescrive in 1 anno. Quindi se il mediatore esatto, è venuto a sapere della conclusione dell'affare 1 anno e 1 giorno dopo, o manda una lettera 1 anno e 1 giorno dopo, il suo diritto è già prescritto. Perché comincia la prescrizione quando l'affare si è concluso, non da quando tu ne sei venuto a conoscenza. E quindi sai, se il mediatore ha chiesto la mediazione 1 anno e mezzo dopo che tu hai fatto il rogito,
purtroppo la mediazione non è più dovuta, però se l'ha saputo 6 mesi prima sì, quindi la mediazione va retribuita. Sì, sì. D'accordo, noi potremmo continuare perché le domande sono tante e questo è un ottimo input per rivederci nella prossima edizione. Nel frattempo sono anche emozionata, sì, perché è stata una stagione veramente interessante, molto piacevole da condurre, anche grazie alla vostra consulenza, alla vostra simpatica compagnia. Noi ci auguriamo che i nostri telespettatori si siano appassionati ad Ilex e che quindi ci seguono anche una volta ripresa la prossima edizione. Ringraziamo tantissimo i nostri due affezionatissimi avvocati, l'avvocato Marco Minoccari e l'avvocato Pier Francesco Foschi. Buona estate a tutti. Buona estate assolutamente a tutti, ovviamente un saluto anche a tutti i notai e avvocati e commercialisti che hanno dato il loro preziosissimo contributo, insomma, nel corso delle puntate. Noi ringraziamo voi soprattutto per il vostro affetto e ci diamo appuntamento. Quest'altra stagione. Esatto, alla prossima stagione. Un bacio da Paola e buona estate a tutti. Arrivederci. Ciao. E allora grazie Paola, grazie ai tuoi ospiti, sicuramente avremo occasione di rivederci, grazie a voi per essere stati con me, l'appuntamento con voi è a domani. Domani puntata dedicata al make-up, alla bellezza, faremo un po' un ripasso di tutto quello che abbiamo imparato in questo anno assieme, in queste 32 settimane assieme al Palace Beauty & Spa di Imola. A domani!